La FISM del Veneto rappresenta 1100 scuole di gestori che in prevalenza sono parrocchie. In queste scuole vanno circa 90.000 bambini. Sono esattamente i 2/3 di tutti i bambini scolarizzati dai 3 ai 6 anni della Regione del Veneto. Ecco, in questo periodo la nostra azione è verso i candidati presidenti alle elezioni regionali, i governi delle regioni e anche i candidati dei consigli. Le famiglie che portano i bambini alle nostre scuole nel giro di 5 anni sono passate dal 60% del costo di un bambino, che è circa 270 euro al mese, di contributo dello Stato e 40% della famiglia, si è proprio invertito. Fioroni aveva fatto una indagine qualche anno fa e si è scoperto che il bambino di una scuola statale costa in Italia 6 euro all'ora per bambino. In Germania costa 4,50 €. Ovviamente parliamo delle scuole statali. Pensate che le scuole paritarie, lo stesso bambino che va alla scuola, parlo elementare, costa 2,3 euro. Le nostre scuole riempiono un vuoto, ovvero non ci sono scuole dell'infanzia statali a sufficienza per tutti i bambini della Regione Veneto. Chiediamo che il contributo della Regione sia equiparato a quello dei comuni almeno, che è mediamente di 36 euro al mese per bambino. Chiediamo poi che la nostra scuola diventi il primo segmento obbligatorio del servizio di istruzione, cioè che non restiamo nei servizi sociali e che quindi restiamo con l'immagine dei vecchi asili. Non siamo più i vecchi asili. Puntiamo sulla qualità del servizio, ma qualcuno è penalizzato, ovvero tutti quelli che lavorano alla scuola dell'infanzia paritaria, vedi insegnanti, vedi personale di servizio, hanno uno stipendio mediamente del 20% inferiore di quello delle colleghe delle statali, con un monte ore che è invece almeno di 1/3 in più. Io sono un papà di un bambino e mi sono visto la retta aumentare da 120 a 200 euro al mese in 3 anni. Abbiamo voluto vedere dentro il bilancio e abbiamo visto che c'era un buco ogni anno. Allora ci siamo detti: il problema non siamo noi. Come padre ho dovuto prendermi le mie responsabilità sociali. È per questo che abbiamo fondato spontaneamente il comitato e per questo che chiediamo che la gente, che la comunità crei una controparte ai politici. I politici se sbagliano, se creano un danno alla comunità, pagano, non vengono rieletti? Su che base? È importante che ci sia un comitato che analizzi la situazione, comunichi le cifre e i dati e riesca a valorizzare i politici migliori e viceversa. Noi ci siamo uniti alla FISM e abbiamo creato questo comitato di genitori e gestori insieme per difendere i diritti delle famiglie che frequentano le scuole paritarie. E difatti il secondo passo che abbiamo fatto è stato dire: mettiamoci insieme e andiamo a Venezia, a Palazzo Ferrofini. Siamo andati il 16 dicembre scorso, proprio in quella fase in cui i consiglieri stavano per votare la previsione di bilancio. Alla fine tutti all'unanimità hanno votato un emendamento che proponeva un aumento piccolo di 2 euro rotti a bambino, però è sempre qualcosa che abbiamo ottenuto mettendoci insieme. Anch'io mi sono sentita di entrare a far parte di questo comitato di gestori e genitori della scuola dell'infanzia perché, bilancio alla mano, mi sono resa conto dell'ennesima ingiustizia che una parte dei bambini che frequentano la mia scuola soffre in questo periodo di crisi per tutti. Sto parlando dei bambini diversamente abili e della necessità di questi bambini certificati di essere seguiti dall'insegnante di sostegno nella loro vita scolastica. Lo Stato e la Regione danno un contributo che però è veramente irrisorio per coprire il costo. Noi siamo tenuti a far frequentare questi bambini, però onestamente ci troviamo in difficoltà ad assumere l'insegnante di sostegno. Nel comune in cui io lavoro, di scuola statale non ce n'è neppure una. Allora questi bambini diversamente abili
cosa devono fare? I contributi del Ministero e della Regione, oltre a essere molto bassi, arrivano, riferisco a quelli della Regione, con circa 2 anni di ritardo rispetto all'impegno mensile che la scuola assume nei confronti di questo insegnante che viene per questo bambino. Io vedo che c'è tanta gente che continua a protestare, ad essere bastonata, ad arrabbiarsi, a urlare, a gridare contro questo, contro quello, a usare parole e toni forti e poi non fanno niente. E io credo che invece che bisogna che ciascuna persona prenda in mano il problema e si dia da fare, faccia la sua azione a livello sociale, perché a livello individuale non ne andiamo fuori. Ogni famiglia deve pagare 12.000 euro. Per 12.000 euro credo che valga la pena mandare delle mail ai candidati e chiedergli di sanare questa ingiustizia. Ecco, questa non è una rivoluzione, ma è proprio una questione di giustizia. Sono scuole che dovevano essere parificate a quelle pubbliche, invece sono sempre state tenute un po' a parte. Viviamo di contributi regionali, nazionali e comunali, però abbiamo sempre problemi di bilancio e posso dirle che se non facessimo delle sagre sempre più numerose non riusciremo a sanare i nostri bilanci.